siamo qui come USB e soprattutto come movimenti per la difesa della salute in Sardegna, perché in concomitanza con lo sciopero nazionale che si sta effettuando in tutto appunto il territorio, o sciopero della sanità pubblica e privata, in concomitanza con il G20 che si sta svolgendo a Roma. Stanno parlando oggi soprattutto di pandemia, e allora noi diciamo che, proprio parlando di pandemia, la causa maggiore di ciò che è successo è perché ha messo appunto in risalto il fallimento della sanità pubblica, ha fatto notare quanto abbiamo bisogno di organizzazione sindacale pubblica. La regione Lombardia, ad esempio, è stata quella più colpita in Italia, ma in percentuale possiamo dire, in un percentuale al numero di abitanti, possiamo dire che è stata colpita addirittura più del Brasile. Perché? Perché la Lombardia, per quanto riguarda la sanità, è stata gestita da Maroni, adesso da Fontana, ma non scordiamoci come si chiama? Formigoni, non scordiamoci di Formigoni, che hanno privatizzato tutto il privatizzabile. Questo vuol dire che quando è sopraggiunta la pandemia, la sanità pubblica si è trovata completamente scoperta. Noi diciamo, si parla tanto, adesso è arrivato Draghi, il Toccasana, il salvatore della patria, salvi un banchiere al pari di Monti, ricordiamo cosa ha fatto Monti. Ecco, si parla di recovery fund, si parla di recovery plan o PNRR, ecco, chiamalo come vuoi, ma la sostanza è quella: stanno demolendo la sanità pubblica. Questo recovery plan prevede solamente 15 miliardi per la sanità, da investimenti nella sanità. Questi 15 miliardi non servono, non sono sufficienti neanche a recuperare i 37 miliardi tagliati alla sanità in meno di 10 anni. Questi fondi serviranno per la sanità sia pubblica che privata, ma soprattutto non servono per assumere personale che è carente. Se oggi mancano i posti in letto in terapia intensiva è perché manca proprio il personale. Mancano gli anestesisti, mancano gli infermieri, mancano gli OSS, mancano i medici, i radiologi, insomma manca il personale, quindi non assumeranno personale, non verificheranno e costruiranno nuovi ospedali o metteranno in sicurezza quelli che ci sono, perché molti sono fatiscenti e bisognerebbe intervenire anche dal punto di vista edile e delle manutenzioni. Ma serviranno soprattutto per la cosiddetta digitalizzazione. Digitalizzazione cosa vuol dire? Che da oggi in poi in futuro non saremo più visitati da un medico, ma saremo visitati da un computer, e venendo a mancare anche quel contatto, diciamo, anche di fiducia che si ha col proprio medico. Quindi anche a volte funzionano anche come confessori, e quindi è una cosa è visitare personalmente, una cosa è dire ad un computer, e questo non farebbe altro che depotenziare quello che è il rapporto sanità, istituzioni e anziani soprattutto, perché non tutti saranno in grado appunto di farsi visitare da un computer o di interfacciarsi con un computer. Ecco, questo è gravissimo. In Sardegna la pandemia ha creato liste lunghissime d'attesa per quanto riguarda le analisi, le visite specialistiche. Stanno chiudendo o depotenziando, quindi riducendo tantissimi ospedali di prossimità territoriali, e noi diciamo che invece bisogna ripartire proprio da questo per evitare che si sprofondi in questa sanità. La sanità è un bene comune, non deve essere privata ma deve essere pubblica. Grazie.